Eccolo il punto finale che decreta matematicamente il Giorgione Volley in B1. Una stagione eccezionale, senza intoppi, dove la squadra castellana allenata da Paolo Carotta ha sempre guidato la classifica. Ieri in casa non ha deluso le aspettative dei molti tifosi e con ben 2 giornate in anticipo è volata in B1. Una giornata storica fra lacrime di gioia e festeggiamenti. Vincere a casa mia e dopo tutti questi anni è una soddisfazione che solo chi ha lavorato con me e mi ha visto crescere qui può capire. Io sono entusiasta e mi sono emozionato prima della fine della partita. C'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano. Siamo partite benissimo, piccolo calo, però poi ho visto negli occhi delle mie compagne la voglia di portarci a casa sta promozione, perché ce la siamo meritata da agosto. È stata una stagione a dir poco bellissima e sorprendente allo stesso tempo, perché parlavo proprio prima con le ragazze, ci dicevamo chi mai l'avrebbe pensato che saremmo arrivate fino a qua, quando insomma la prima partita era stata un disastro e da lì non ci saremmo mai aspettate una scesa così spettacolare, ecco. Un record per il Giorgione su ogni fronte, di pubblico, la promozione, l'imbattibilità casalinga con il Fortino di Castelfranco inviolato da 15 mesi e poi il record con il giovanile. Tutte le categorie si sono qualificate alle regionali. Questa B1 credo e spero diventi traino per tutto il giovanile. Noi è da tanti anni che lavoriamo bene, ma quest'anno abbiamo organizzato un nuovo progetto e spero che questo dia Linfa Vitale ci aiuti a far crescere ancora di più.